quest'anno, quarta edizione di Enel Road, nasce una bella partecipazione, una partnership interessantissima con Capudanne de Sos Poetas a Seneghe, una manifestazione che ormai ha 15 anni e che si occupa di poesia, di culture, di amore verso quello che è la globalità dell'essere umano e del nostro pianeta. Ci è piaciuto ricevere l'invito da parte dell'organizzazione, ci è piaciuto prestare un pochino di attenzione anche al lato green a questa manifestazione. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto provando a fare un percorso con i poeti, gli scrittori, gli artisti che quest'anno partecipavano alla manifestazione, accompagnandoli a bordo della nostra auto elettrica verso la loro destinazione, proprio verso l'evento, dagli aeroporti o dai porti che li hanno visti arrivare in Sardegna. È stata interessante perché facciamo parte della stessa squadra, certo con obiettivi o con metodologie diverse. Forse gli obiettivi non sono diversi, anzi non lo sono per niente. Magari è diverso il mezzo che usiamo, c'è chi scrive, c'è chi canta, c'è chi si muove in modo silenzioso, come fanno coloro che scelgono magari di non inquinare utilizzando un'auto elettrica e di muoversi utilizzando il meno possibile fonti non rinnovabili. È stato molto interessante approcciare con le diverse persone che abbiamo accompagnato verso Seneghe appunto la metodologia di cambiamento che loro hanno vissuto, chi per motivi politici o geopolitici, chi per scelte culturali, e affiancarla a quello che in realtà noi proponiamo con la nostra manifestazione durante la settimana della mobilità elettrica e anche chiaramente grazie alla idea un pochino più ampia di catena da alimentare attraverso le nostre attività. Alla fine il percorso ci porta non soltanto a Seneghe, alla fine il percorso ci porta sempre a capire, a cercare di capire che l'uomo è ospite di questa terra e che dovrebbe passare più tempo a rispettarla e a rispettarsi invece che magari dedicarsi a distruggerla e a non rispettarla.